Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi finalmente è tornato a splendere il sole, c'è qualche nuvola ovviamente perché è piovuto moltissimo, anche neve nell'entroterra ligure, in particolare ieri le scuole della Valborbida sono rimaste chiuse, ma problemi anche nelle altre parti dell'entroterra della nostra regione. Intanto martedì scorso c'è stato il Consiglio regionale e c'è la notizia che è subentrato al nostro neo assessore allo sviluppo economico Alessio Piana il nostro consigliere regionale Sandro Garibaldi, che anche i radioascoltatori di Radio Libertà conoscono perché l'avevamo già intervistato diverse volte, in quanto è stato consigliere regionale della scorsa legislatura. Primo dei non eletti, il consigliere regionale Alessio Piana, che era già delegato allo sviluppo economico, è stato nominato assessore appunto dal presidente Marco Bucci e quindi il seggio è andato a Sandro Garibaldi, che ricordo è l'ex vice sindaco di Chiavari e attuale consigliere comunale di Levi, proprio una cittadina, un paesino accanto a Chiavari. Gli facciamo ovviamente i nostri auguri di buon lavoro, i nostri complimenti e rimaniamo sempre nel levante della Liguria perché ne abbiamo già discusso la scorsa settimana. C'è sempre il tema della violenza minorile, in particolare la questione dei coltelli che vengono portati a scuola dai ragazzini. Proprio ieri qua nella nostra regione ne è stato fermato uno, pensate, addirittura di 13 anni, è stato trovato con un coltello di 22 centimetri a scuola. L'indagine eseguita dai carabinieri e adesso staremo a vedere come si evolverà questa situazione. Ma dicevo, rimaniamo nel Levante perché torniamo alla Spezia, dove c'è stato il caso dell'accoltellamento mortale da parte di un 18enne marocchino ai danni di un altro coetaneo. In classe è successo, ricordo, all'istituto Einau di Chiodo, che è un istituto professionale della Spezia che forma tantissimi giovani, in particolare anche nella cantieristica. Ci sono stati funerali, anche il nostro assessore Lorenzo Brogi, che avevamo intervistato la scorsa settimana, ha partecipato ai funerali. La Lega ovviamente si è unita al cordoglio dei familiari della vittima e anche agli amici della vittima, e proprio ieri è venuta fuori la notizia che saranno adottati appunto questi metal detector portatili. C'è stato via libera del ministro dell'interno Matteo Piantedosi e sul punto volevo un po' capire com'è la situazione e chiederlo al nostro senatore ligure Stefania Pucciarelli, che è proprio dello Spezzino. Lei abita a Sarzana ma conosce molto bene la realtà anche della Spezia. Sentiamo se abbiamo già Stefania in linea. Ciao Ste, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno, un saluto alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento. Buongiorno a te, tu dove ti trovi in questo momento? Sei a Roma o sei a Spezia? No, io sono a Roma, sono in ufficio a Roma. Ok, a lavorare sempre per la Lega. Allora, partiamo un po' con Lorenzo Brogi. Avevamo già spiegato la scorsa settimana i fatti, il sentiment che c'era alla Spezia. Poi lui ha partecipato anche ai funerali del ragazzo accoltellato a morte. Ieri però è uscita la notizia che, ripeto, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha dato via libera
per i metal detector portatili a scuola, ecco, per controllare un po' questi ragazzini. E c'è stata anche questa notizia di questo tredicenne che è stato trovato con una lama da 22 centimetri a scuola, ecco, quindi insomma il problema esiste, ecco. Allora, direi di sì. Allora, intanto al funerale ho partecipato anch'io e tra l'altro c'era anche come delegato della regione anche il nostro assessore Alessio Piana, e mi ha fatto molto piacere sentire la vicinanza della regione a un momento così di dolore per una comunità che si è trovata impreparata ad affrontare quello che è stato un omicidio così efferato. Quello che è stato fin da subito chiaro, la disponibilità da parte del ministro Valditara di consentire, laddove vi fossero delle situazioni di estremo disagio e anche possibile pericolo da parte degli istituti scolastici, di poter richiedere al prefetto la possibilità di adottare il metal detector proprio all'ingresso delle scuole. Di per sé oggi ho visto qualche polemica riguardo su quello che può essere un possibile rallentamento nel processo di ingresso dei ragazzi all'interno della scuola, ma io penso che sulla sicurezza non si scherza, e abbiamo già visto che cosa può succedere nel momento in cui questa di fatto può non essere completamente garantita per una serie di motivi. Ecco, si tratta di organizzare l'ingresso dei ragazzi, casomai possono arrivare qualche minuto prima, ma se l'istituto stesso ha richiesto al prefetto di poter utilizzare il metal detector, vuol dire che è stata ravvisata la necessità di doverlo fare. C'è già scappato un morto e quindi io credo che se il preside ha effettuato questa richiesta ne ravvisasse la necessità. Ti dirò di più. La famiglia dell'omicida abita nel comune di Arcola. Il comune di Arcola ha un'amministrazione di sinistra. Fin da subito il sindaco, la signora Paganini, ha scaricato sul governo le responsabilità di quello che era una situazione legata un po' al sostegno di quelle famiglie che sono in difficoltà, dove ci sono minori e quant'altro. Quindi cosa succede? Viene fuori da quelle che sono poi notizie di stampa che questa famiglia risiedeva nel comune di Arcola, dove il nucleo familiare era formato da 5 figli e 2 genitori, cioè 7 persone. La bambina ultima ha 2 settimane, quindi sono 5 figli di cui una di 2 settimane e 2 genitori, in una casa di 30 metri quadrati. Vuol dire che la sindaca nel frattempo non si è resa conto di questa famiglia che viveva sicuramente nel disagio, non se ne sono accorti i servizi sociali, e se anche se ne fossero accorti vuol dire che non hanno fatto nulla, se non che ieri durante il Consiglio Comunale, dove hanno di fatto fatto un minuto di silenzio per quanto era avvenuto, una parte della maggioranza di fatto ha criticato proprio il sindaco per non aver fatto nulla in questi anni, per non aver di fatto affrontato questa discussione durante il Consiglio Comunale di ieri, ritenendo la cosa scandalosa. Quindi una parte della maggioranza ha attaccato l'altra parte che in questi anni non ha fatto nulla per gestire questa situazione che ha portato comunque ad avere un ragazzo che ha ucciso un coetaneo. Poi che magari anche gestendo la famiglia in un altro modo il ragazzo potesse non uccidere il coetaneo e il rivale in amore, questo non te lo so dire, ma è anche vero che di fatto in uno stato di sorta di cattività, ecco, anche un ragazzo sicuramente può risultare più incattivito rispetto che magari avere un tipo di vita differente. Questa è un po' la situazione a livello locale, e con un disagio giovanile che è evidente anche nella nostra città, ma un disagio giovanile dove vede comunque fenomeni con al centro quasi sempre ragazzi di provenienza straniera. Quindi oggi arrivano al pettine i nodi di quella che è stata un'immigrazione di massa non controllata grazie ai governi di sinistra. Sono quasi sempre ragazzi di seconda generazione che oggi non trovano
nella società un qualche cosa di inserimento a pieno regime, ma perché la situazione contingente è quella che è anche per noi, e quindi è un disagio che si somma a un disagio che c'è attorno a noi, e questo è comunque grazie a quelle politiche scellerate della sinistra, che non ha mai voluto affrontare il problema come doveva essere affrontato, ma ha scaricato questi problemi sulla società, in modo particolare sui cittadini, in modo particolare in determinate aree. Ecco, io volevo precisare che ovviamente i metal detector sono quelli portatili e che hanno un costo, mi sembra, intorno a 150, 200, 250 euro, una cosa del genere. Comunque hanno costo abbastanza contenuto. Ecco, non sono quelli ponti famosi, eccetera, tipo aeroporto, eccetera. Quindi lì ci deve essere un addetto che controlla, però il costo materiale è abbastanza contenuto. Per quanto riguarda invece il sulla discorso, sicurezza non si può badare a spese, potevano anche costare 1.000 euro, non c'entra, c'è la necessità e si risparmia su altro. Sì, certo. Punto. Sì, no, io penso che un genitore anche facilmente oggi reperibili, ecco, cioè non è che bisogna installare chissà che cosa, lì basta questa cosa che ribadisco, un costo contenuto ed è reperibile facilmente, basta affidarlo su da qualche parte, insomma ci sarà un bando, poi queste cose qua, la scuola adesso operativamente non lo so esattamente, però non è una cosa difficile, ecco, da fare, da realizzare. E invece volevo tornare sul discorso che dicevi tu, insomma, questi giovanissimi immigranti, spesso di seconda generazione, e l'ha detto pure il ministro Matteo Piantedosi molto chiaramente, dai dati che ci sono, perché bisogna citare le cifre reali, i numeri reali, risulta che effettivamente questo discorso della violenza minorile, e in particolare questo porto del coltello, perlomeno è indubitabilmente radicato tra i migranti giovanissimi di seconda generazione, ecco, come giustamente hai fatto notare te. E questo è un problema, perché io da tanti anni che faccio il cronista, vabbè, io non dico, quando andavo a scuola io i coltelli non c'erano, o ce n'erano pochissimi, ecco. Ma da quando faccio il cronista, sinceramente, coltelli a scuola da parte di ragazzini italiani io ne ho visti ben po', almeno notizie ne ho poche su questo fronte. Ma tra l'altro cosa succede? Che anche i nostri ragazzi che non sono propensi, pur di difendersi, sono portati a viaggiare eventualmente con un coltello, perché il problema è dove tu ti trovi. Se tu hai dei compagni che vengono a scuola con un coltello e uno dice: ma se io mi devo difendere, cosa mi difendo se l'altro ha un coltello? Quindi questa cosa può diventare veramente pericolosa, perché anche il ragazzino che di fatto non è abituato a uscire di casa con un coltello può essere portato proprio perché si sente più sicuro, e quindi questo fenomeno va per forza arginato. Tra l'altro il discorso del metal detector a Spezia non è un progetto pilota, esiste già un progetto pilota in un altro istituto scolastico e la preside ha dichiarato che funziona, perché comunque attraverso quelli che sono gli ingressi con il metal detector ha visto in pratica il fatto di non avere più studenti che possono entrare con oggetti offensivi. Quindi c'è già un'esperimentazione che è stata effettuata in un'altra realtà. Io da genitore, se so che mio figlio all'ingresso viene passato sotto il metal detector e mi entra in una classe che a sua volta gli altri ragazzi sono passati a loro volta sotto metal detector, sono tranquilla che i compagni non hanno un coltello. Quindi mi sento da genitore più tranquilla. Ecco, non vedo tutta questa polemica, ma poi questa polemica che ti nasce da quelli di sinistra che oggi ti chiedono la sicurezza. Peccato che sono quelli che non vogliono i centri di accoglienza per i rimpatri
dove tu puoi mandare quelli che hanno il foglio di via in attesa che vengano rispediti, sono quelli che ti gridano, ti attaccano quando quello che ha il foglio di via ammazza qualcuno perché dovevi fare qualcosa. Peccato se tu vuoi fare il CPR, per loro non va bene, quindi dovrebbero fare pace un po' con loro stessi e dire che cosa vogliono fare da grandi. Peccato che i loro errori li stiamo pagando tutti sulla pelle. Allora, cambiamo pagina dopo questo lungo intervento sulla questione dei coltelli a scuola e metal detector. Completamente parliamo di economia, parliamo dei porti, perché il PD ha attaccato la riforma dei porti, che è stata, c'è una bozza di riforma che deve essere ancora dibattuta in Parlamento, pensata appunto dal nostro ministro del MIT e vice premier Matteo Salvini e dal nostro vice ministro del MIT, il deputato leghista genovese Edoardo Rixi. Sostanzialmente danno un allarme sui porti, no? I territori, non si è pensato ai territori, tra l'altro hanno dato anche cifre sbagliate, hanno parlato di 13 milioni di euro quando queste cifre erano già state smentite da Assoporti. Ecco, volevo un po' da te fare chiarezza su questa cosa, perché veramente oramai di bufale del PD ce ne abbiamo tutti i giorni qua, non se ne può più. Ma guarda, noi come Lega siamo autonomisti, quindi non vedo, loro accusano l'attuale governo di accentrare tutte le decisioni, e lo stanno facendo anche per quanto riguarda il tema dei porti. Allora, intanto lasciami ringraziare il ministro Salvini e il nostro vice ministro Rixi proprio per cercare di dare un rilievo mondiale a quello che è anche il tema legato ai nostri porti, in un'ottica proprio di doversi confrontare con quelli che sono dei giganti a livello mondiale in questo settore, quello che è la necessità di avviare una sorta di agenzia per avere un sistema portuale Italia da potersi confrontare con i giganti mondiali mi sembra una cosa sacrosanta. Fatto stesso che poi il PD di fatto accusi di voler sottrarre delle risorse ai territori, quando noi abbiamo sempre lavorato proprio per un'autonomia anche in questo senso e trattenere maggiormente delle risorse dei territori stessi, mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra. Quello su cui vi sarà più possibilità di poter concretamente lavorare per le autorità portuali sarà in tutta la programmazione locale. Quello che invece l'agenzia farà è sulle grandi opere, ma legate a un discorso di manleva di energie proprio nella pianificazione. Ma non verranno ritorte risorse come già di fatto Assoporti aveva ben evidenziato, ma d'altronde il PD altro non sa fare che criticare. Tra l'altro in questo momento la legge è approdata in Parlamento, quindi sarà aperta tutta la fase di audizioni, di discussioni, di emendamenti per poter essere migliorata, ma io sono convinta che non potranno presentare un qualche cosa che ha buon senso, perché di fatto se avessero avuto tutto questo buon senso e capacità di poter effettuare programmi e progetti l'avrebbero già fatto nel momento in cui loro erano forza di governo, quindi non mi sembra che vi siano stati dei risultati in tal senso, e oggi che a noi viene data la possibilità attraverso quello che è stato il voto nel 2022 da parte dei cittadini, credo che sia doveroso portare avanti quelle riforme per i quali ci siamo presentati di fronte agli elettori. Benissimo, il nostro tempo purtroppo a disposizione è scaduto, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Stefania. Buon lavoro a voi e buona giornata a tutti, grazie. Grazie ancora al nostro senatore ligure spezzino Stefania Pucciarelli, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.